Siusi Patrizio News. Brava, perfetto, così tranquillo. Perché è così, Perché questo è il TG del turismo Eh, e voi potete esatto. sentire appunto le notizie Sì, e anche, rilassati. esatto, godervi Esatto, anche un no. po' di informazioni e un po' di video che mettiamo, no? Allora, una bella notizia rilassata è Ecco, questa. sì? 22 aprile, giornata della Terra, Ah, certo, importantissimo. beh. Anche perché ognuno poi gli dà il significato che vuole. Sì. Certo, la giornata della Terra è un evento globale dedicato a questioni ambientali, alla sostenibilità, eccetera, eccetera. Mm. Però in senso lato. Comunque, un'iniziativa della Fondazione Club Silenzio, è scritto Silencio, va bene, a Torino, 19 alla aprile. spagnola? Non lo so, a Torino, 19 aprile, Sì? i Giardini Reali diventeranno un centro di creatività e sostenibilità. E 19 domani, mi raccomando, vabbè, comunque. E poi attenzione anche alle iniziative che ci saranno alla sera ai musei reali, anche qui con performance, eccetera, Insomma. eccetera. Allora, il sito è Club Silencio, questo lo dico come Ma si perché pronuncia. sta per silenzio? Insomma, non lo so, Silencio, Vabbè, punto it. silenzio. Oh. Basta. Allora, Sì. adesso, pensionati per caso, sigla! Allora, c'è una notizia carina perché è Genova per noi, consigliata da Lonely Planet. A proposito di pensionati per caso, Genova è stata inserita tra le città Best in Travel 2025 di Lonely Planet. Beh, me l'hai detto tutto bene, Best in Travel, e se lo bravissima. dice Lonely Planet, insomma, Sì. no, bisogna obbedire. Anche perché appunto Genova è una città accogliente anche per gli over 65, Sì. trattati come se fossero degli anziani quando non lo sono per niente. 65 sei proprio bambino, sei proprio un bambino. Hai ecco. ancora un po' di finire lo sviluppo. Esatto, e quindi grazie al fascino dei vicoli, attrazioni turistiche, l'acquario, sai, tante cose insomma che ci sono, i carruggi, bla bla bla, e poi tante cose anche da mangiare che non si può evitare. Insomma, queste caratteristiche la rendono una meta ideale soprattutto per i pensionati per caso. Guarda, il titolo Genova per noi gliel'ho dato io, sai, nel senso che per noi pensionati per caso. Per noi pensionati Vabbè. per caso, over 65. Sì. Vabbè, io sono over 65, non si vabbè. dice una signora, ma non rompere la grafica qua, ma dai, che schifo, Over dopo 65. capisco che siamo seduti qui. Andiamo. Allora, c'è una notizia seria invece, Sì. seria che un po', ma ve la dico, poi capirete. Il governo impugna la legge della Toscana sugli affitti brevi. La regione toscana aveva fatto una legge, la legge 61 del 2004, sugli affitti brevi. La Toscana è sempre prima, È è sempre avanti. prima, sempre avanti. Ecco, questa legge cosa diceva in Sì. pratica? Per contrastare l'overtourism, consentiva ai comuni con una alta densità turistica di adottare dei regolamenti per limitare le locazioni brevi. Il governo ha detto impugnato no. la legge, quindi a questo punto bisognerà aspettare cosa ne pensa Il TAR. la consulta. Ecco. Vabbè. No, cioè una volta che si cerca di limitare appunto l'overtourism in questo senso, no? Soprattutto vabbè, così va bene. Io non sono con la Toscana, allora anche perché sto facendo un bellissimo filmato fra il Mugello e il Casentino e Arezzo, da quelle parti, una Toscana diffusa, non meno bella, ve lo posso assicurare, di tutto il resto, no? Dei posti dove delle città, eccetera, eccetera. Allora, finché non l'hai girato questo filmato, non è che ne puoi. Però io so che tu ci vuoi far vedere un'altra cosa, non in Toscana, ma in Sardegna. Allora, sì. Perché io sono andata, sapete, io amo il mistero, amo la storia, l'archeologia, ma fondamentalmente anche l'aspetto, diciamo, della dea, no? Questa dea madre primordiale che ho visto in tutto il mondo e che è ovunque. Le dee della Sardegna, perché anche la Sardegna ha questa preistoria piena di dee, di queste dee madri, sono addirittura sorridenti, sono uniche, e
il punto di riferimento per raccontare queste idee sono appunto le Domus de Janas, che sono sparse un po' dappertutto nella Sardegna e che vi voglio raccontare. Sì, allora vedrete la Siusi con la sua amica Susi, è una coppia. Sì, è vero. Susi Olivini. E come qua. Susi, professoressa di storia e filosofia, si occupa da sempre di dee madri. Qui in Sardegna ha trovato siti importantissimi per la sua ricerca. Con lei andiamo nel territorio di Laconi a vedere le Domus de Janas, le case delle fate. Perché case delle fate? Perché le fate sono piccole e perché i sardi ci hanno sempre creduto nelle fate fino a tempo recentissimo. Sì, sono case di esseri piccoli. Di esseri che sono sicuramente magici, sicuramente e piccoli. Piccoli, così. Sono di un periodo che va dal 4000 al 5000 a.C. Ossari dove venivano deposte le ossa dopo che il corpo era stato scarnificato. È quella stessa cosa che facevano gli indiani d'America. E che facevano i tibetani. Li esponevano agli avvoltoi per poter avere il più fretta possibile l'osso, perché l'osso era la cosa più importante e più resistente, che rimaneva di più e quindi che doveva essere conservato. Ma la cosa interessante è che erano tombe comuni. Quindi se ci andavano tutti, se venivano seppelliti tutti e non solo i re o i guerrieri più importanti, voleva dire che la società era comunitaria. Qui i morti venivano inumati con le figurette delle dee madri tra le mani, come se il defunto la stesse guardando e come se lei lo assistesse benevola, perché lei sorrideva. Sì, le dee madri sorridono. Dobbiamo capire chi era la gente che faceva questo e come viveva. Questi erano avanzatissimi, più di noi, questo è quello che penso. Come più di noi? Sì, più di noi, molto più civili di noi. Beh, intanto qui non c'era guerra. E allora sai, dove c'è guerra secondo me c'è civiltà, punto. Dai, bello, interessante, molto carino, e poi è tutto a vostra misura, no? Cioè voi vabbè, sì, no, vabbè, le Domus de Janas, certo. Le fatine sono piccole. Sì. Però la cosa importante che ha detto Susi, sì, alla Susi che sono io, è che la vera civiltà del Neolitico ti dimostra come appunto non ci siano guerre. Certo. C'era una parità, c'era una diffusa parità fra le persone. Ascolta. E dove non c'è guerra c'è civiltà. Sì, però adesso aspetta, perché c'è un'altra notizia molto importante. Sì? Visit Emilia ci informa che è stato prolungato fino al 2 giugno a Parma il percorso Correggio 500. 500 come i 500 passi tra i capolavori di Antonio Allegri, detto il Correggio. 500 come gli anni della cupola di San Giovanni Evangelista. Il percorso Correggio 500 celebra uno dei più noti artisti del Rinascimento che ha anticipato di un secolo la grande pittura barocca. Le tappe per osservare le meraviglie del Correggio, dalla cupola appunto di San Giovanni Evangelista alla cupola della cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, fino alla cupola del monastero di San Paolo. A proposito, il biglietto della mostra vale anche per visitare le opere del Correggio alla Galleria Nazionale. Tutte le informazioni, i prezzi, eccetera, eccetera, gli orari su parmawelcome.it. Si scrive welcome, è un po' inglese. Ma c'è un'altra notizia! È vero, l'avevo dimenticata, importantissima. Toscana Promozione ci ricorda che siamo in primavera inoltrata. Vabbè, certo, è ora di muoversi, camminare, pedalare, naturalmente in Toscana, con l'Atlante dei cammini e l'Atlante dei percorsi cicloturistici, tutti scaricabili gratuitamente. L'Atlante dei Cammini è una rete di mobilità slow, di itinerari culturali lungo il grande patrimonio storico-artistico enogastronomico toscano, 1700 chilometri divisi in 10 itinerari diversi per tutti i gusti e per tutte le capacità fisiche. E poi c'è l'Atlante dei percorsi cicloturistici, anche quello ne ha per tutti i tipi di gambe e per tutti i tipi di bicicletta, dalle mountain bike alle gravel. Ecco, parliamo di 8 diversi itinerari tra i 30 e i 100 chilometri ciascuno. E c'è l'itinerario Terre di Pisa, c'è quello Maremma del Nord, c'è il circuito ad anello di San Casciano ai Bagni, eccetera, eccetera. Andate su
visittuscany.com, è un po' inglese, si scrive visittuscany.com, e visitate Atlante e scaricate 3 guide, perché infatti ce n'è una anche per i viaggiatori en plein air, e questo è un po' alla francese. Ultima notizia invece brutta per quelli che vogliono andare per Pasqua in Sicilia. È un'ultima ora, la leggo da Repubblica: la Scala dei Turchi è di nuovo chiusa. È il famoso monumento naturale di Marna Bianca in provincia di Agrigento, e non ci sono come dire, i sorveglianti, è a rischio, quindi è di nuovo chiusa e si può guardare solo affacciandosi da una staccionata. Ecco, è finita a questo punto. Grazie, alla prossima. Alla prossima, ciao, siamo Ciao. sempre qui, Sempre qui. Qui, TG del turismo, Susi Patrizio Neusi. Ci spostiamo, ma vabbè,